la famosa Xaghe in Piazza del Marti, detta in dialetto, si chiama proprio così. Il ecco. titolo è straordinario, bellissimo. È una bella trovata questa qua. Guarda, innanzitutto tantissima gente, bellissima manifestazione, complimenti alla Proloco e a tutte le associazioni che collaborano con questo. È una bella maniera per portare la gente in piazza, mi fa veramente piacere vedere migliaia di persone, non solo di Donada e di Portodiro, ma c'era tanta gente di Taglio di Po, Un po' anche gente dei di comuni Ade, limitrofi, certo, porta gente, quindi questo qua sarebbe una cosa da copiare anche gli altri comuni. Il capostipite di questo naturalmente è stata Adria con i venerdì, ed è un successo che loro continuano ad avere. Si scontra tutto questo naturalmente con delle risorse che ultimamente ci sono sempre meno, le Preloco hanno sempre meno soldi. Purtroppo organizzare cose in Italia costa sempre di più, perché tra permessi, non permessi, luogo pubblico che bisogna chiedere 30.000 cose, che costa, eccetera. Quindi ecco, una cosa che bisognerebbe forse rivedere dal punto di vista degli amministratori è questo discorso qua, che quando si fa una cosa dovrebbe essere molto più leggero anche il discorso economico, invece c'è un costo veramente esagerato per fare qualsiasi cosa. Infatti molte manifestazioni vengono eliminate perché ci sono dei costi accessori che sono veramente esagerati, oppure magari non riesci a fare un'attrazione importante perché ti costa troppo, e purtroppo 3/4 dei soldi che hai a disposizione di budget vengono via perché si ha permessi. Onore al merito a quelli delle Proloco, di tutte le Proloco, perché quando fanno qualcosa prima di tutto ci mettono del loro lavoro eccetera e poi delle responsabilità. Certo. Succede qualcosa, chi risponde è esclusivamente il presidente della Proloco. Lo sappiamo anche noi perché abbiamo organizzato anche noi delle cose e sappiamo quanta fatica è. Quindi vista così sembra una cosa molto semplice, in effetti dietro c'è un lavoro molto, poi dopo la gente molto lungo. La prima roba che dice: anche mai niente. Detto, visto che abbiamo parlato del dialetto, che è un titolo straordinario, certo. In Piazza del Marti, e dopo dicono anche mai niente. Ci sentiamo tra poco per continuare la nostra puntata di Made in Polesine.